Venezia è presa d'assalto dai turisti nel lungo ponte di Ferragosto, complice un'estate incerta. Lunghe le code al People Mover di Piazzale Roma, difficile muoversi tra persone a piedi, valigie e trolley. Incuranti della pioggia intermittente per tutta la giornata, riparo di fortuna diventa anche il ponte di Calatrava. Pazienza e code anche per acquistare il biglietto e imbarcarsi su un vaporetto. Affari d'oro per i commercianti della città in questi giorni, da chi vende gadget come la classica gondolina ai chioschetti e tabaccherie. Abbastanza in questi giorni con l'arrivo delle navi e comunque siamo sotto Ferragosto, c'è stato più movimento del solito, anche noi abbiamo notato questa cosa qui. Ecco, bene per voi, buoni affari. Beh, sicuramente bene per noi. Ad attrarre i turisti luoghi simbolo della città, il Ponte di Rialto e Piazza San Marco. Ottimi gli affari per chi lavora in Canal Grande, dai gondolieri ai taxi acquei. Difficile camminare nelle calli affollate da turisti di tutto il mondo. Questa signora arriva dalla Francia, dopo essere stata a Venezia con il marito, c'è tornata con i suoi figli, molti anche gli italiani. Cosenza, Calabria. Cosa ne pensate di Venezia? Bellissimo, proprio bella. Affollata? Sì, ma la cosa più bella è proprio questo, veramente. Impossibile resistere alla tentazione di un selfie collettivo come questo gruppo di ragazzi che arrivano dall'India o questi giovani filippini. Una piazza San Marco dove oggi si vede anche questo, una coppia di eleganti orientali seduta a uno storico caffè o un gruppo di giovani tedeschi che si mangiano una vera e propria baguette di salame. Affari d'oro in queste ore anche per i venditori abusivi, con la pioggia spunta chi offre poncio e ombrelli. Quanto costa un ombrello? Oh, 3 euro, 4 euro, cosa fare? Non si lavora. Serrati i controlli disposti in città dal questore, con diversi sequestri come questo di borse contraffatte compiuto dai militari della Guardia di Finanza poco dopo le 13. Ad aumentare le presenze una giornata autunnale che aggiunge al turista che ha scelto Venezia come meta della sua vacanza quanti si spostano dalle spiagge del litorale.